Straordinario miracolo a Medjugorje. Durante un'apparizione a Miriana, la Vergine Santissima si rende visibile a tutti. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di uno straordinario fenomeno, un miracolo lo definirei, che è accaduto a Medjugorje nel 2004. Praticamente cosa è successo? La veggente Miriana, stava avendo un'apparizione della Vergine Santissima quando a un certo punto, nel sole, anzi un po' più sopra diciamo, è avvenuta, l'apparizione della Vergine Santa che è diventata visibile a tutti. Un pellegrino, anzi una pellegrina in quel momento ha scattato una foto del sole e, vi si può scorgere in maniera abbastanza nitida, quella che è la fisionomia della Vergine Santa. La si vede benissimo la sagoma della Madonna che, nel modo di vestire, ricorda molto l'immagine della Madonna di Lourdes perché, ha un velo bianco, sembra avere un velo bianco, una tunica bianca e, cintò alla vita una cintura di colore azzurro, comunque di color blu, esattamente come ella era apparsa a Bernadette. È stato un fenomeno, che si è protratto, da quello che ho capito, che si è capito, durante tutta l'apparizione della Madonna a Miriana e poi, questo fenomeno insomma è scomparso nel nulla, insomma la sagoma non è più divenuta visibile. Bene, allora vi lascio a questa immagine che è stata scattata al sole da una pellegrina che era presente in quel momento a Medjugorje, in cui si intravede chiaramente, nelle vicinanze del sole, appunto questa sagoma della Vergine Santa, e la lascio alla vostra meditazione, alla vostra riflessione e anche alla vostra preghiera. A presto carissimi, santa giornata.